Un'esplosione di gusti e sapori hanno accompagnato il secondo appuntamento di Notte di Gusto con l'autore, andato in scena nella sfarzosa cornice del Relax Hotel Terme Miramonti di Montegrotto. L'iniziativa ideata e voluta dal Comune di Montegrotto Terme, in sinergia con la rivista di Enogastronomia Papageno, ha coinvolto i cuochi sloveni dello Jeunesse Restaurateur d'Europe in sinergia con gli chef di casa per una piacevole serata all'insegna dei sapori tradizionali dell'alta enogastronomia veneta. Siamo molto onorati di avere questa serata, più che altro anche perché il pubblico sia italiano, nostro assiduo frequentatore principalmente, e anche i clienti nostri ospiti di Padova e dintorni hanno apprezzato molto l'iniziativa. Ecco. Stasera potremo avere l'onore di degustare anche un piatto di Jure Tomic, di questo chef sloveno, e quindi andremo ad assaggiare questa tartare molto particolare. E poi avremo il nostro chef Paolo Auletta che ci presenterà tutto il resto del menù tipicamente veneto. Un indovinato mix enogastronomico impreziosito con musica e cultura letteraria che ha portato nelle 3 serate autorevoli scrittori a scegliere il vino come filo conduttore delle loro opere, come il veneziano Massimo Donà per la sua preziosa trilogia del vino che ha messo in luce anche le sue conoscenze filosofiche, opere ed autore presentati dallo scrittore Giancarlo Marinelli. 3 libri sul vino sembrerebbero troppi, a qualcuno potrebbero sembrare troppi, ma in realtà sul vino si potrebbe scrivere per una vita intera. Perché? Perché il vino è stato un alimento che durante tutta la storia dell'umanità, nel corso di tutte le vicende che hanno accompagnato gli umani sulla Terra, ha sempre svolto un ruolo simbolico centrale. Non possiamo coltivare questa passione per la conoscenza se non applichiamo questa passione, non rivolgiamo gli occhi nella volontà di conoscere alle cose della vita, alle cose concrete della vita. E tra queste cose che nella vita facciamo, che ci attraversano, c'è l'esperienza del bere il vino, che non è una tra le tante cose. Quindi i miei libri nascono da questa presa di coscienza, che tra le tante cose della vita il vino ha un valore assolutamente imparagonabile. La sontuosa sala da pranzo dell'Hotel Miramonti ha accolto gli ospiti che, dopo il ricevendo, ha anticipato la lunga carrellata di piatti iniziati con il tortino di farina di mais, di marano e i funghi porcini su fondutta di bastardo del Grappa, seguito da crema di patate del Montello e broccoli di Bassano con crostoncini di pane integrale cotto in forno a legna, che hanno anticipato il piatto di tortelli ripieni di zucca con scaglie di tartufo nero dei Colli Iberici. I secondi hanno spaziato con il piatto preparato dal cuoco sloveno Jure Tomic, con la tartare di filetto marinato in zuppa di noce moscata, fegato d'oca, uovo di quaglia gratinato, aromatizzato al caffè. Poi si è passati alla faraona della corte padovana, con castagne di Colli Ugani, con patate spumose al formaggio del Piave e radicchio di Treviso croccante, per finire con il dessert, sformatino tiepido alle pere con crema gelata allo zabaione su crema fondente, il tutto annaffiato dalle delizie del consorzio Vini Doc Colli Ugani delle aziende Il Pianzio, Borin Vini e Vigne e Fattoria Antonio Dal Santo. Scusa per me italiano, but io preparo per questa sera una tortina di carne. Primo è un tartare di manzo con carne macerata in zuppa di noci di moscato, fegato grasso, e the top is un soufflé di uova di quaio con il coffee. All'appuntamento non è mancata la chitarra internazionale di Massimo Scatolì e la voce del soprano Stefania Bellamio, con il loro ricco repertorio musicale che ha arricchito la serata. In precedenza, nel contesto della rassegna Notte di Gusto con l'autore, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Montegrotto Terme e di Papageno, con il suo direttore editoriale Alvaro Dean, si è anche svolta una innovativa rassegna, unica sicuramente nel suo genere, ovvero una mostra dei vini estremi dal titolo Sorsi di Paradiso da terre estreme, che ha portato una 60ina di aziende vitivinicoli ad esporre le loro prelibatezze esclusivamente prodotte in terre impervie, in occasione dell'apertura ufficiale della 500esca Villa Draghi di Montegrotto. L'unica zona pianeggiante dell'isola era questo puntino qua, circa 4,5 ettari di macchia mediterranea. Abbiamo disboscato tutto, la è cominciata con il socio fondatore Stefano Teofili, hanno impiantato questo uva aleatica. Nel 2004 prima produzione e poi dopo da lì a seguire un po' tutta la storia tra rosso,
appassito, rosato e bianco. Siamo stati i primi fra l'ilarità generale a investire in agricoltura invece che nel turismo, nell'immobiliare o nel commercio. E adesso, se Dio vuole, è diventato importante questo aspetto, no, dell'agricoltura, quando insomma si va tornando un po' tutti quanti alle radici delle cose e a una certa verità che si era andata perdendo. L'ultimo appuntamento, con una serata speciale con note di gusto con l'autore, è programmata domenica 17 novembre al Grand Hotel delle Terme di Montegrotto.